Cari amici, cari amiche, famiglie, aziende, economia è qui con voi anche questo sabato. Sono qui io, Bruno Zanette, Claudio Granziera. Ciao Claudio. Buongiorno Bruno, buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Ecco, non so se questa settimana dobbiamo essere più rilassati, Claudio, o più arrabbiati. Parlare di famiglie, aziende, economia e cercare nella nostra trasmissione di trovare il modo per queste tre realtà di soffrire meno, sia per bollette che per contenziosi, che per fallimenti. Ma mi sembra che oggi non basta. Noi andiamo avanti, cerchiamo di risolvere problemi, se ne aggiungono altri centinaia di problemi. E questo sicuramente non è dovuto a colpa di chi ha osato mettersi in gioco aprendo un'azienda, oppure che ha una famiglia grande e non riesce a mantenere perché non riesce a trovare un lavoro decente, oppure perché l'economia sta giocando di brutti scherzi, fanno quello che vogliono, ci alzano i tassi e ce li abbassano quando vogliono loro. Mai, perciò mai. Allora io dico, bisogna essere più arrabbiati oggi che mai, perché colpa di chi non si sa. Però, amici miei, sta di fatto che gli eventi che stanno succedendo, i grandi eventi che stanno succedendo in giro per il mondo, fuoco, acqua e sradicamento degli alberi. Possiamo partire dallo sradicamento degli alberi, ma è chiaro che questo è dovuto all'impiantazione degli alberi sacrificate in mezzo alle case, perché noi abbiamo visto anche a Milano si sono sradicati degli alberi sui viali. Se non hanno la possibilità di mettere radici, certi alberi è chiaro che non servono grandi eventi, grandi bufere per metterli giù. Perciò che nel passato non si sia fatta attenzione a certe regole nel costruire le città, questo è evidente. L'acqua e gli scoli e la pulizia dei tombini. È chiaro che se non viene fatta la pulizia dei tombini e non viene fatta la manutenzione, le cose si aggravano. Poi, per carità, andiamo a vedere le tempestate che hanno fatto, la grandine che è venuta giù come palle, fra poco verranno giù palle di cannone, e perciò non lo so neanche io lì che cosa dire, da dove vengono, Claudio, questi eventi? Sì, io da parte mia, Bruno, noi non siamo scienziati del clima, non siamo climatologi, quindi su questi eventi estremi possiamo dire ben poco. Però io vorrei sottolineare quello che tu dicevi prima, e cioè che in tutti questi anni la gestione del territorio è stata una gestione pessima. Non si sono fatte le manutenzioni, si è cementificato a dismisura, non si sono costruiti quelle strutture tipo gli invasi, per esempio, che potevano essere utili in casi estremi come questo, e quindi adesso ci ritroviamo che gli eventi atmosferici estremi causano problemi triplicati rispetto a quelli che avrebbero potuto essere se ci fosse stata una corretta gestione del territorio. Tu hai parlato di invasi. Gli invasi possono servire per tre cose ben specifiche: per raccogliere l'acqua, per ridare l'acqua se c'è siccità, e per il fuoco. Cioè il realizzare sul territorio italiano delle strutture atte a risolvere questi tre problemi, o comunque ad aiutare a risolvere questi tre problemi, penso non ci vogliano dei geni, non ci vuole una burocrazia tale che possa far realizzare un invaso all'anno. Mettiamoci di buona voglia
e cerchiamo di lavorare con intelligenza e con intelligenza senza sprecare e guardando sempre a quelle che sono poi le difficoltà del cittadino ad affrontare da solo questi problemi. Perché se andiamo ad aggiungere, Claudio, ai problemi che hanno già le famiglie, che non arrivano, si parlava della terza settimana, stiamo parlando della seconda settimana e parleremo della prima settimana, è chiaro, ma è logico, perché se continuano ad aumentare le bollette, continua ad aumentare l'inflazione, se andare a fare la spesa non ci bastano più, a fine della prima settimana le famiglie che vivono con 1.200 euro al mese e hanno magari un figlio non possono certamente più andare avanti. Ma vedi Bruno, mi permetto un attimo, io non mi meraviglio neanche più ormai di queste situazioni. Se i nostri tecnici possono far vedere la seconda foto che per un istante era andata in sovrimpressione prima, ecco qua. Purtroppo tutto, anche questi eventi atmosferici estremi che si verificano in questo momento, il nostro rapporto con la natura, eccetera, alla fin fine, se vediamo, si riconduce sempre tutto quanto a questioni economiche e di speculazione economica e finanziaria. Ecco, vediamo per esempio questa foto con questo titolo di giornale, no? Noi qua al nord Italia ci dibattiamo fra piogge e grandine, nel sud Italia il grande caldo. Però il grande caldo comporta il fatto che si sta sviluppando anche quest'anno il grande business degli incendi dolosi, appiccati apposta per poi sfruttare e speculare sulla questione dell'assunzione per andare a fare i guardiaboschi, sulla speculazione per andare a fare la ripiantumazione delle piante e i rimboschimenti, e quindi poi alla fine il cerchio si chiude sempre così, nella speculazione economica. La tua non è una osservazione stupida. Io frequento il sud da tantissimi anni e ti posso garantire che al di là della stragrande maggioranza delle persone oneste, corrette, certo, tutto quello che vuoi, certo, al di là della mentalità, e questo lo dobbiamo dire, assistenzialistica, perché si cerca al sud di più che al nord il posto di lavoro fisso, il posto statale, al di là di tutto quello che quelle che possono essere le giustificazioni, poi abbiamo l'aggravante della mafia. La mafia comanda e il povero disgraziato, come quello che hanno trovato l'altro giorno da appiccare il fuoco, che poi si è messo a tirare al drone i sassi, no? E quello è un povero disgraziato mandato da qualcuno, non ha niente da perdere, però appiccava il fuoco. E questa è la conferma di quello che tu stai dicendo. E questo è molto grave. Speriamo che con le azioni che il Sud ha fatto dopo la morte di Borsellino e di Falcone, per ridurre quella che è l'affezione alla mafia, perché si poteva chiamare affezione proprio perché il sistema mafia, vieni che ti do lavoro, lo Stato non c'era e una mano lava l'altra. Io mi ricordo che scendevo al paese di mia moglie, non dico quale, c'era il padrone dell'acqua e quello ti apriva l'acqua in contrada quando lui voleva, oppure quando riceveva la bustarella giusta. Ecco, perciò questa era, non lo so se lo è più una condizione di adesso, ma era la condizione nella quale la gente doveva subire le angherie del potere ascendere dalla mafia a quello che aveva la chiave del rubinetto. Certo.
Io non so se queste condizioni di cui tu parli ci siano ancora oggi, però una cosa sono certo e vorrei farla notare a tutti. Vorrei far notare anche il tipo di condizionamento che certa stampa e che certi organi di informazione comportano su noi stessi, su noi cittadini normali. Questo problema degli incendi dolosi nel sud Italia sono dei temi che sono sempre usciti nel mese di luglio-agosto di tutti gli anni. Quest'anno, siccome bisogna calcare la mano sul discorso del cambiamento climatico, sul surriscaldamento del clima, per trovare queste notizie sugli incendi dolosi volontariamente appiccati bisogna andare a scartabellare i giornalini e i giornaletti, perché nessuno stranamente quest'anno ne parla. Io non ho mai sentito nessun telegiornale andare a fare dei reportage come negli scorsi anni sulla piaga degli incendi dolosi. Tutto dipende dal surriscaldamento del clima, certo, e dall'innalzamento delle temperature. Certo, neanche io voglio entrare in merito alla reale surriscaldamento del clima, oppure se abbiamo avuto in passato. Io mi ricordo che il caldo l'abbiamo sempre sofferto, oggi lo soffriamo meno perché abbiamo i condizionatori d'aria, lo soffriamo di più però perché col condizionatore d'aria siamo in casa, siamo al fresco, usciamo ed è chiaro che sentiamo il calore, anche il grado in più lo sentiamo come fossero 10 gradi in più. Bruno, ti faccio notare che ieri sera c'erano 22 gradi ed eravamo il 25 di luglio. Ecco, perciò... Mai conosciuto un luglio così fresco come quest'anno. Non vogliamo entrare in merito a questo. Intanto vorrei aprire una piccola parentesi e ringraziare i nostri amici che ci sostengono, perché possiamo fare queste trasmissioni che sono a vostra disposizione, perché se voi telefonate al 37 56 46 8181 che vedete poi in sovrimpressione, noi potremmo naturalmente per problemi dovuti a contenziosi con le banche oppure a contenziosi di qualsiasi tipo, mettere a disposizione i nostri tecnici e cercare, come abbiamo sempre detto in queste trasmissioni, di darvi delle risposte. Oppure se vi sentite se vi sentite anche di sostenere quello che noi abbiamo detto oggi, abbiamo divagato un po' da quello che era il tema reale della trasmissione, però anche questo si cade in un cul-de-sac e alla fine le famiglie, le aziende le troviamo dentro lì sempre più disperate per affrontare i problemi d'oggi. Allora, dicevo, ringraziamo i bibanesi che ci seguono da molto tempo, poi l'associazione Draghi, ecco, vi risponderà naturalmente a questo numero un tecnico dell'associazione Draghi e vi darà poi le indicazioni necessarie. Ma un importante sostenitore di questa trasmissione è l'agenzia DEMA, il gruppo Finanza Etica, che è di Claudio Granziera, che è in società Parlane Te, di questa azienda che da quando io ne conosco tantissime aziende, conosco il sistema degli avvocati, del recupero crediti, della Madonna, di Gesù Cristo, e posso garantirti, Claudio, che di una onestà intellettuale come la vostra io non ne ho trovata in giro, molto poca. C'è l'onestà mirata a far cassa, ma voi invece avete nel vostro DNA l'onestà di poter sollevare la sofferenza delle aziende. È chiaro che anche voi non è che vivete d'aria
e anche voi avete le vostre necessità. logico. Però sinceramente ci tenevo a dire questo. Io sono portavoce, diciamo così, in questo contesto, sia dello studio DEMA, che è uno studio professionale appunto che si occupa di analizzare e periziare rapporti bancari e finanziari e di gestirne i contenziosi. Gruppo Finanza Etica è una piazza virtuale che si trova sui social, su Facebook, ai quali tutti possono chiedere di iscriversi. Questa è naturalmente non a scopo di lucro e ha la funzione di informare e di formare le persone su questi temi e di cercare, collaborando con vari professionisti, studio DEMA in primis, di alleviare, come dicevi tu prima, i problemi che milioni di persone hanno su questi temi. Insomma. E a proposito di questo, io direi, per non dilungarci magari troppo e perderci troppo tempo, se possiamo vedere l'ultima foto. L'ultima. Eccola qua. Ecco qua, questa è l'ultima foto e tra l'altro io personalmente l'ho postata qualche giorno fa proprio sul gruppo Finanza Etica. Questo è un articolo di giornale dove Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, dice: l'inflazione ora scenderà ma i tassi alti ancora a lungo. Il PIL frena, l'Italia tiene. L'amministratore delegato di Unicredit: alzare gli stipendi per compensare il caro vita, bene ABI e tesoro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei che voi leggeste bene quell'articolo che vi abbiamo fatto vedere e lo meditaste, perché io personalmente quando l'ho letto sono inorridito di fronte a tanta stolta derisione da parte dell'amministratore delegato di Unicredit. Orcel, appunto amministratore delegato di Unicredit, ci avvisa in quell'articolo che nonostante il calare dell'inflazione i tassi bancari resteranno alti ancora a lungo, andando già a smentire quello che sembrava essere da qualche giorno a questa parte l'indirizzo da parte dell'Unione Europea e della BCE, che dicevano: beh, di fronte al calare dell'inflazione magari possiamo ripensare la nostra politica monetaria degli alti tassi. Però che cosa vuol dire che nonostante il calare dell'inflazione i tassi resteranno alti ancora a lungo? Per me la traduzione più logica è che tassi alti uguale i guadagni e gli utili delle banche resteranno molto alti ancora per lungo tempo. Però che cosa dice Orcel? Per compensare il caro vita sollecita le aziende, e guarda caso le aziende che per lo più sono strozzate dal sistema bancario e dagli alti tassi in questo momento praticati, sollecita le aziende a alzare gli stipendi e salari dei dipendenti. Anche qua, traduzione, secondo il mio modesto avviso: banche e finanza spolpano ma non pagano mai i danni, anzi, coi tassi, le spese e gli oneri alti si mangeranno anche gli eventuali aumenti che sollecitano su salari e su stipendi, mutui, finanziamenti, prestiti e quant'altro. Io sinceramente, più che definire queste persone degli speculatori e degli strozzini, non riesco a fare. Claudio, ti prendi tu la responsabilità di quello che hai detto. Ma guarda, io oltretutto... No, ma io ti credo, te l'appoggio comunque, ma oltretutto, te lo sottoscrivo, per il semplice fatto che ieri sera... Naturalmente io ho espresso una mia opinione, per no, carità. È logico. Ma noi oggi potevamo meravigliare i nostri
i nostri amici che ci seguono con foto di grandine, buchi sulle macchine, vetri spaccati, Certo. alberi per terra, tetti scoperchiati. Le hanno già fatto i media tra ieri e l'altro ieri, hanno fatto vedere delle cose disastrose successe in Italia. Non era necessario che le facessimo vedere anche noi. Però una cosa te la voglio dire e vado a chiudere, andiamo a chiudere questa trasmissione, passando proprio ieri sera da una canale all'altro, perché sai, la pubblicità poi stufa, non è come noi che facciamo presto a fare pubblicità, abbiamo poca. E allora si passa da un canale all'altro, si sentono le stupidate dette da una parte piuttosto che le cagate dette, scusa l'espressione proprio così volgare, dette dall'altra. Il contraddittorio che c'è e il darsi ragione dopo essersi dati torto in un dibattito televisivo, ma li seguite? Ma vi rendete conto di quante cagate stanno dicendo? E l'ultima notizia che ho sentito, non mi ricordo da chi, non mi ricordo, non chiedetemi su che canale, ma è che entro il 2035, e il 2035 è 11 anni, noi avremo un meno 10 di PIL. Questo cosa vuol dire? Che stiamo guardando al futuro per indebitare ancora di più, e questo avvalora quello che tu stavi dicendo, invece che mettere in sicurezza i cittadini, lavoriamo per far fare più soldi a chi già ne sta facendo molti e a schiavizzare sempre di più la povera gente. Bruno, scusami, posso chiudere io oggi Chiudi la trasmissione? Senza. Perché per metterci la ciliegina sulla torta di quella foto ultima che abbiamo visto e su questo ultimo intervento tuo, volevo semplicemente chiudere dicendo questo. Quando quella foto l'ho pubblicata su Gruppo Finanza Etica, Gruppo Finanza Etica che ha ormai più di 2000 iscritti in giro per Sì, tutta ma potete Italia. iscrivervi, Gruppo Finanza Certo. Etica su Facebook, giusto? Certo. Gruppo Finanza Etica, e diventate nostri amici, io lo sono, e possiamo dibattere, potete fare anche lì le domande Ma certo. alle quali noi poi risponderemo qua. E infatti su quella foto c'è stato un intervento di una iscritta a Gruppo Finanza Etica che si chiama Tatiana, non dico di più per rispetto della privacy, Certo. che scrive questo messaggio. Noi oggi siamo andati in banca per chiedere come poter fare per sospendere o abbassare il mutuo che è quasi raddoppiato, passando da 850 euro mese a 1400 euro mese. La risposta del direttore: vendetevi la casa. E qua chiudo, perché questa risposta da parte di un direttore di banca è di una vergogna incredibile. È vergognoso che invece che cercare di risolvere i problemi creati dall'economia, in questo caso, si tenda a dire vendi la casa, tanto adesso la vendi a poco, la compro io magari. Ma io a un direttore che dà queste risposte invierei una raccomandata nel quale gli ipotizzo l'omissione di atti d'ufficio e la tentata truffa. E allora andiamo avanti Con la signora Tatiana siamo in contatto, perfetto. può darsi che la cosa vada avanti. Bene, noi siamo stati un po' più lunghi del solito, ma è logico, questa settimana sono successe delle cose veramente gravi in tutta Italia, in tutto il mondo, e poi c'è la guerra, Cioè, volevo dire, c'è la pace, ma invece che la ricerca della pace c'è la ricerca della guerra, perché se noi continuiamo a riempire di armi da una parte e dall'altra, è chiaro che non c'è la ricerca della pace. E questa è la più brutta cosa che esista, perché oltre alle calamità naturali noi abbiamo l'uomo contro uomo, la cattiveria dell'uomo che sta peggiorando ancora la situazione della povera gente. Ma noi saremo anche povera gente, ma abbiamo come si può dire, gli attributi per poter uscire da queste situazioni. Ciao, arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci a tutti, buona giornata.